Susegana, 73enne di Sernaglia, muore travolto da un tronco durante i lavori di manutenzione boschiva a Collalto assieme a 2 amici. Nulla da fare per l'anziano. Sasso lanciato dal cavalcavia, individuati dai carabinieri di Montebelluna 3 giovanissimi responsabili del gesto che solo per miracolo non ha provocato una tragedia lungo la Pedemontana. Il video della loro fuga in motorino. Parla l'automobilista toscano che domenica ha lanciato l'allarme del Sasso dopo che la sua auto era stata colpita. Io e mia moglie ancora scossi, ma proviamo anche pena per le famiglie di quei ragazzini. Tessitura Monti di Maserata, l'offerta dell'acquirente svizzero prevede 90 esuberi di lavoratori. Il no dei sindacati riuniti oggi in assemblea con i dipendenti. Già colpita da linfoma, le è stata prescritta un'attacca a stretto giro per verificare i nuovi sintomi insorti, ma il prossimo posto libero è a maggio. La denuncia di Marilena Rosada. Il produttore vinicolo Trevigiano Bottega lancia la prima etichetta per un consumo consapevole dopo le polemiche sul vino pericoloso per la salute. Iniziativa per educare, dice, siamo contrari alle crociate contro i nostri prodotti. Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Trieste, smantellata un'organizzazione criminale nigeriana, 18 gli arresti, 2 di questi nella Marca. Amministrativa a Treviso, 3 simboli e una sola lista per Forza Italia che unisce nel suo campo largo anche Coraggio Italia e il Popolo della Famiglia. Il coordinatore provinciale chiese pagare di più gli amministratori locali. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano la cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Susegana. Un 73enne di Sernaglia della Battaglia ha perso la vita travolto da un albero. Stava lavorando in una zona boschiva a Collalto in via Morgante quando è stato travolto da un grosso albero. Silvano Moretton, 73 anni, era residente a Villanova, una frazione di Sernaglia della Battaglia. L'uomo si trovava a circa 300 metri dalla strada. Ad un tratto è stato colpito da un fusto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Dall'ospedale di Pieve di Cadore si è alzato subito l'elicottero del SUEM, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra, dalle prime testimonianze, che il 73enne avesse iniziato a tagliare gli alberi per fare della legna. Uno di questo lo ha travolto, colpendolo al capo e non lasciandogli scampo. L'uomo si trovava nel bosco assieme ad altre 2 persone. Sono state proprio loro a chiamare i soccorsi. Fra i primi a giungere sul posto, un residente. Io sono stato là, ho trovato un signore che conosco che mi ha venduto la casa qua. Lui è andato giù nel posto e ha detto che uno ha tagliato l'albero, l'altro non si è accorto e l'ha preso qua nel collo. Sul posto carabinieri di Conegliano, 118 ed ispettori del nucleo Spisal del LUS 2 in quanto si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne assieme ai colleghi stava effettuando una manutenzione boschiva. Indagini sono comunque in corso sulle cause dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio. La famiglia, originaria di Susegana, da anni vive a Sernaglia della Battaglia, lascia la moglie e 2 figli. La vicenda del sasso lanciato dal cavalcavia. I carabinieri di Montebelluna hanno individuato i responsabili del gesto che solo per miracolo non ha provocato una tragedia domenica scorso lungo la Pedemontana. Si tratta di 3 minorenni. Sono 3 ragazzi con lo scooter, stanno passando ora sul cavalcavia e ci hanno tirato i sassi dal cavalcavia. Prima il sasso lanciato, poi la fuga in motorino, testimoniata dal video di chi ha visto la morte arrivare vicinissima. Sono passati pochi giorni dall'allarme lanciato su Facebook dall'automobilista toscano Alessandro Francardi e dalla moglie, di passaggio nella Marca e quasi vittime di una tragedia. E i responsabili hanno già un nome e un volto. 3 ragazzini italiani fra i 15 e i 16 anni, tutti residenti tra Montebelluna e Trevignano, la zona dove hanno trasformato una domenica come tante in una potenziale tragedia, lanciando il proiettile di pietra dal cavalcavia numero 67 lungo la Pedemontana e colpendo il parabrezza dell'auto di Francardi, vivo per miracolo assieme alla moglie e al figlio. 3 giovanissimi ora indagati dai carabinieri. I militari li hanno individuati grazie a una sapiente conoscenza del territorio e dei gruppetti di giovani gravitanti in città. Riscontri raccolti sul campo, incrociati con le testimonianze, fino ad arrivare ai responsabili. Nessun precedente per loro, chiamati adesso a spiegare l'assurdo gesto. Bravata per noia o gusto del pericolo. Nel frattempo, ad essere convocati in caserma sono stati i genitori, sconvolti, come sono sconvolte le comunità di Montebelluna e Trevignano, messe di fronte a realtà che non riguardano soltanto situazioni di degrado, ma anche le cosiddette famiglie normali.
Per il primo cittadino non è più tempo di giri di parole. Mi preme ringraziare le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Montebelluna, che hanno identificato i 3 deficienti, perché questo è il loro nome. Mi sono stancato di girare intorno come potremmo dire, alle faccende, bisogna dire quello che è. Ovviamente un fatto gravissimo che poteva essere ancora più grave. Io vorrei anche ringraziare veramente la vittima di tutto ciò, che ha avuto la prontezza dei riflessi di non andare fuori strada e di segnalare in maniera ineccepibile poi i vari dettagli che hanno permesso l'identificazione di questi 3 deficienti. Siamo ancora scossi ma anche in pena per le famiglie di quei ragazzini. Parla l'automobilista toscano che domenica ha lanciato l'allarme del sasso lanciato dal cavalcavia dopo che la sua auto era stata colpita. Poteva scapparci morto, poteva essere un incidente gravissimo, poteva uccidere mia moglie, mio figlio che era in macchina, di aver posto nel sedile posteriore. E a noi ci è andato di lusso. Torna costantemente a quei momenti terribili, non può essere altrimenti. Sono passati solo pochi giorni dal suo allarme su Facebook, quelle foto postate e quel messaggio che ha innescato l'indagine dei carabinieri, giunta in breve tempo a termine. Dalla sua Pitigliano in Toscana, Alessandro Francardi riavvolge il nastro. Il colpo, la paura, il sollievo per essere ancora vivi e ora un timore che non se ne va, quello di passare sotto i cavalcavia. Io e mia moglie, in una strada deserta come era quel giorno, che non c'era nessuno né di macchine che passavano e neppure di persone in giro, l'autostrada era completamente deserta, vedendo quelle 3 persone sul cavalcavia, le posso dire che ci abbiamo pensato, ma questi cosa fanno là sopra? Non tireranno mica qualcosa? Ma nel tempo di pensare eravamo già sotto e era già arrivato il sasso. Importante, spiega che siano stati individuati, ma non c'è solo questa sensazione. Siamo genitori anche noi, spiega l'uomo, e abbiamo visto subito che quei ragazzini erano giovanissimi. Questi giorni siamo stati molto in pena, soprattutto per i genitori, che ci dispiace che succeda una cosa del genere, perché ci mettiamo nei panni di chi adesso sta vivendo questa cosa dall'altra parte. Io e mia moglie pensiamo la notte ai genitori, che se fosse stato il nostro, insomma, ci dispiace veramente tanto per la situazione familiare che si è creata, però giustamente questi ragazzi devono essere un attimino resi consapevoli di quello che hanno fatto. Ecco vandalo individuato ad Asolo, e anche in questo caso si tratta di un giovanissimo, di un minorenne che aveva abbandonato 2 sacchi di rifiuti in strada. A pagare ora la maximulta saranno i suoi genitori. Questa volta non è solo il gesto a indignare, ma anche l'età di chi lo ha compiuto. Ecco vandalo a 17 anni. Saranno i suoi genitori a dover sborsare la multa da 3.000 euro per l'abbandono di 2 grandi sacchi di rifiuti domestici in una zona del comune di Asolo. L'ennesimo abbandono nel territorio. Solo nel 2022 i carabinieri forestali hanno elevato più di 60 contravvenzioni. Il minorenne è stato individuato nei giorni scorsi dai militari dopo l'analisi degli elementi contenuti all'interno dei sacchi, che hanno consentito di risalirne all'identità. L'operazione rientra nell'intenso lavoro di monitoraggio e di indagine che caratterizza l'attività di prevenzione e anche repressione di queste situazioni di degrado ambientale. È una questione di rispetto dell'ambiente, ma anche di costi a carico della collettività, spiega il sindaco Mauro Migliorini. Il rifiuto abbandonato continua, oltre a deturpare il paesaggio, genera infatti costi di smaltimento superiori che paga il comune, dunque li pagano tutti i cittadini, anche la stragrande maggioranza di chi rispetta le regole. Lasciare i rifiuti dove non si può crea dunque un duplice scompenso, sia ecologico che economico. Tessitura Monti di Maserata. L'offerta di acquisto prevede 90 esuberi, una soluzione contro la quale si scagliano i sindacati a margine dell'assemblea di oggi. In mano al commissario straordinario c'è infatti un'offerta di un acquirente svizzero da formalizzare entro il 20 febbraio che prevede un piano industriale per il proseguo dell'attività con 70 dei 160 attuali dipendenti della storica azienda trevigiana. Altissima e palpabile la preoccupazione dei lavoratori e delle lavoratrici della tessitura che si sono riuniti oggi in assemblea con i sindacati di categoria. Già colpita da linfoma, le è stata prescritta una TAC a stretto giro per verificare i nuovi sintomi insorti, ma il prossimo posto libero è a maggio. Marilena Rosada, che da anni si batte contro il quarto lotto della tangenziale, ora è alle prese con una battaglia per la sua salute. Io ho una TAC con prescrizione da 10 a 20 giorni, sono già passati 15 giorni
e abbiamo telefonato anche stamattina, mi hanno detto a maggio. Marilena Rosada, combattiva oppositrice del quarto lotto della tangenziale, è alle prese con una battaglia che riguarda questa volta la sua salute. L'ostacolo è uno specifico esame, una TAC, che lei vorrebbe poter eseguire al più presto, come da prescrizione medica, avendo già avuto un linfoma e temendo che i sintomi che si sono presentati ora siano quelli di una recidiva. All'inizio della pandemia mi sono ammalata, avevo un linfoma non Hodgkin e adesso da un mese e mezzo sto male. Il problema è che devo fare un TAC con contrasto. Sono andata anche lunedì al pronto soccorso perché non respiravo e mi hanno rifatto i raggi e hanno trovato una polmonite con versamento come l'avevo quando avevo il linfoma. Però non mi hanno ancora fatto la TAC. Io sto male, tanto male, non respiro e devo sapere se ho di nuovo il linfoma per potermi curare in tempo se dovesse essere. È un problema complessivo, dice, quello delle liste d'attesa e della carenza di medici e personale sanitario. Io ho vissuto tutta questa cosa con la pandemia e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Vorrei anche fare un appello anche al sindaco di Treviso e ai sindaci che stanno facendo campagna elettorale. Mettetevi una mano sul cuore e sulla coscienza. Voi litigate, mandate le frecciatine, dovete ascoltare le persone perché ci sono cose veramente importanti. La salute è la cosa più importante. La pedemontana poteva anche non essere fatta, risparmiare 10 minuti, un quarto d'ora, si può alzarsi prima alla mattina, ma non trovare il posto in ospedale, non poter essere curati, le liste d'attesa così lunghe, non è giusto. Gli stessi medici di base, conclude, oberati di assistiti e intimoriti dal poter essere accusati di prescrivere troppi accertamenti, non ce la fanno più. Sarà sempre peggio, quindi i soldi vanno messi sulla sanità prima di tutto. E a proposito di liste d'attesa, dopo il punto ieri della Regione sulle prestazioni recuperate da recuperare nel post pandemia, interviene la CGIL. Non sta più in piedi la necessità di extra budget al privato accreditato. Dopo i dati resi noti dalla Regione sulle liste d'attesa e le prestazioni sospese a causa del Covid e recuperate, pari all'83%, la CGIL regionale fa un'analisi di quella che è la situazione dal punto di vista dei pazienti e del personale sanitario. Il sindacato plaude al lavoro fatto dal sistema pubblico, che per raggiungere questo traguardo si è avvalso anche del privato accreditato, ed è qui che arriva la prima considerazione della Confederazione. Alla luce proprio dei risultati raggiunti, per la CGIL è necessario mettere un freno all'extra budget, perché la conseguenza, spiega Todesco, è che si acceleri ulteriormente la fuga dei camici bianchi dal pubblico verso il privato. Più extra budget diamo al privato e più il privato viene a portarci via il personale. Quindi lì andrebbe stoppata anche la delibera che prevede l'extra budget in maniera automatica. Ma la segretaria della FP-CGIL punta l'attenzione su un altro aspetto. Dalle slide presentate dalla Regione si vedono i numeri delle prestazioni erogate dal sistema pubblico e dal privato, spiega Todesco, ma non il valore tariffario. Quante risorse il privato accreditato sta prendendo dal Fondo Sanitario Regionale. E per la CGIL nel computo delle prestazioni da recuperare andrebbe fatta un'approfondita analisi sull'appropriatezza delle prescrizioni. Non abbiamo un'indagine molto chiara su quella che è la richiesta di prestazioni, cioè anche l'appropriatezza delle prestazioni. Quindi dentro questo mare di richiesta finiscono prestazioni necessarie, urgenti, con prestazioni che potrebbero essere tranquillamente rimandate o addirittura non fatte. C'è anche un tema di verifica della richiesta di prestazioni. Questo è fondamentale per non fare una pressione fortissima sul Servizio Sanitario Nazionale. Per la prima volta in Italia un'azienda vinicola di Bibano inserisce sull'etichetta delle proprie bottiglie l'indicazione non più di 2 bicchieri al giorno. È giusto invece educare il consumatore dicendogli che è giusto bere con moderazione, 2 bicchieri è quello che ci dice la medicina che sono tollerati
normalmente da un uomo. Spiega così Sandro Bottega la decisione di apporre per la prima volta in Italia nell'etichetta delle proprie bottiglie un marchietto a forma di cuore con l'avvertenza: vi suggeriamo un consumo massimo giornaliero di 2 calici. Non una provocazione, non un'imposizione né un invito al consumo, sottolinea Bottega, bensì un'educazione ad un corretto comportamento. Non vogliamo dei clienti ubriachi, vogliamo dei clienti contenti, e 2 calici di vino al giorno fanno bene a tutti. Una prima risposta dunque del settore vitivinicolo italiano alla decisione dell'Irlanda di integrare nelle etichette degli alcolici indicazioni sanitarie sui possibili danni, come accade con i pacchetti di sigarette, chiedendo un'estensione anche agli altri paesi dell'Unione Europea. Ci opponiamo e penso che sarebbe anche giusto arrivare ad una disobbedienza, non applicando questa norma nelle etichette. Se dovessero far indicare una cosa del genere nelle etichette, dimostrano un senso di irresponsabilità nei confronti del consumatore, nei confronti dell'industria. Non è questo il modo, conclude Bottega, per educare e combattere comportamenti sbagliati. Sono altri metodi per ottenere un risultato di diminuzione dei consumi laddove ci deve essere una diminuzione dei consumi. Nella maggior parte dei casi chi beve alcol non è un ubriacone, è un regolare consumatore. Ci sono dei casi invece di alcolismo che devono essere corretti. Terremoto questa mattina con epicentro in Croazia, la scossa avvertita in tutto il nord-est. Alle 10.47 la terra è tornata a tremare. Il terremoto registrato in Croazia con epicentro nella parte meridionale dell'isola di Veglia ad una profondità di 10 km. Ma la scossa è stata avvertita in 282 comuni della nostra regione, maggiormente nel Veneto orientale. La magnitudo stimata è pari a 5.0. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. Tanta la paura, numerose le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco. Ricordo, spiega l'assessore regionale alla protezione civile, che il Veneto è una zona ad alto rischio. Siamo un'area, direi un po' tutta l'Italia, ma per quanto riguarda il Veneto in modo particolare la pedemontana, tutta la fascia pedemontana dal Veronese fino a Vittorio Veneto e l'Alpago sono zone attraverso cui passa un'importante faglia e che sono zone fra virgolette a rischio più, anzi non fra virgolette, a rischio più elevato rispetto ad altre. Non si può vivere costantemente nel panico, spiega l'assessore Bottaccin, ma bisogna fare tutto quello che si può per arginare i danni in caso di terremoto. Io lo dico sempre, invito tutti quanti a verificare, per esempio quando si acquista la casa, anche l'aspetto sismico. È una cosa che di solito non consideriamo, no? Guardiamo consumi energetici, guardiamo l'estetica, ma spesso ci dimentichiamo di questo aspetto che invece è assolutamente importante. E poi è buona norma conoscere quelle piccole azioni che possono in alcuni casi salvare anche vite umane. Intanto rimangono impressi nella mente le immagini della devastazione dopo il terremoto in Turchia e in Siria. Dal Veneto gli aiuti sono già partiti. Noi ci muoviamo all'interno di un'organizzazione internazionale, continua Bottaccin, perché è l'Europa che sta gestendo gli aiuti. L'altro ieri siamo stati allertati. Abbiamo messo in campo una serie di aiuti che riguardano aspetti prevalentemente logistici, e quindi letti piuttosto che moduli bagno, piuttosto che gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica ed altri elementi simili a questo. Maxi operazione della Guardia di Finanza che sotto il coordinamento della Procura distrettuale antimafia di Trieste ha smantellato un'organizzazione criminale nigeriana dedita al traffico di droga. 18 gli arresti disposti nelle ultime ore e oltre 100 kg di stupefacente sequestrati. Il sequestro di un borsone con 10 kg di marijuana su un autobus della Flixbus nel 2019 a Muggia, proveniente da Roma, ha innescato una maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Trieste, con l'impiego in 4 anni di 100 militari del GICO, che ha permesso di smantellare un'organizzazione nigeriana di trafficanti. Da quel carico abbandonato da un corriere, sceso a Mestre per evitare un controllo di polizia e arrivato fortuitamente nella cittadina rivierasca, le fiamme gialle sotto l'egida della Procura distrettuale antimafia di Trieste hanno risalito
fallito l'intera filiera criminale, arrestando 18 nigeriani, di questi 1 a Trieste, 2 a Udine, 2 a Treviso e 1 a Padova, sequestrando complessivamente 93 kg di marijuana, 7 di cocaina e 6 di eroina. Le consegne si basavano soprattutto sui cosiddetti ovulatori, cioè coloro che ingeriscono ovuli di droga per portarli a destinazione. Inquietanti le radiografie effettuate su alcuni fermati, una pratica pericolosissima che causò nel 2020 anche la morte di uno dei corrieri per la rottura di un ovulo in pancia, poi abbandonato dai suoi colleghi criminali lungo l'autostrada poco dopo Bologna. Tutte le comunicazioni avvenivano in particolari dialetti dell'entroterra nigeriano. Le difficoltà principali sono da rinvenire nella traduzione di tutte le intercettazioni che abbiamo captato, perché si tratta di soggetti di etnia nigeriana che tra l'altro, oltre ad essere legati da vincoli familiari e di etnia, parlavano un particolare dialetto che è stato anche difficile da interpretare e da tradurre. Gli stupefacenti importati dall'Africa erano diretti rispettivamente alle piazze di Roma, soprattutto marijuana, Udine, eroina e cocaina, e Ferrara, dove era dislocata la base operativa del clan che rispondeva a livello europeo a un'organizzazione olandese. Tra i soggetti arrestati anche 3 donne, fra cui una madre di 2 figli, al momento incinta, la cui misura è stata modificata con i domiciliari. Un'operazione impossibile senza la rete di intercettazioni telefoniche, ha sostenuto il procuratore di Trieste De Nicolo, che rischiano di non essere più lecite a seguito della riforma Cartabia. Abbiamo un gruppo di soggetti tutti quanti di etnia nigeriana, collegati fra loro in vario modo, e quindi non abbiamo i reati di mafia e terrorismo. Allora la domanda che io mi chiedo, visto che questa vicenda è stata gestita e condotta a questo risultato, quindi con 30 più 18, 48 misure cautelari, 43 eseguite e 5 speriamo che vengano eseguite al più presto, grazie alle intercettazioni, è giusto che le intercettazioni rimangano? Dovremmo cancellare questo tipo di attività che invece è necessaria? Era il giorno di Ferragosto dell'anno scorso quando un vasto incendio interessò una zona boschiva di 3.700 metri quadrati a Cordignano. Ora, per quell'episodio e per altri incendi sviluppatisi nel Pordenonese, i carabinieri di Sacile hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne di Caneva. L'uomo, che respinge le accuse, stando agli investigatori, sarebbe responsabile di una quindicina di incendi dolosi tra luglio e agosto 2022 registrati a cavallo tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 50enne avrebbe appiccato le fiamme con un accendino per poi allontanarsi una volta assicuratosi che l'incendio avesse attecchito. Il presunto piromane è stato individuato ieri mattina mentre lungo la strada che conduce a Piancavallo appiccava l'ennesimo incendio. È stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. Torniamo alla polemica sullo stop delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Dopo aver sentito ieri le categorie dell'automotive, oggi le parole dei gestori delle pompe di benzina e dei sindacati. La notizia è che dal 2035 tutti i veicoli con motore termico alimentato a benzina o diesel non potranno più essere immatricolati preoccupa i gestori delle pompe di carburante. I dubbi sulle funzionalità dell'elettrico rimangono e anche se, come chiedere all'oste se il suo vino è buono, le considerazioni che escono sono molte, specialmente quelle sulla difficoltà di rifornirsi di energia. Le ricariche bisogna trovarle, quando un cliente si mette in moto deve sapere esattamente dove fermarsi, perché è pur vero che ne metteranno parecchie. Ma non le metteranno sui distributori perché è più facile mettere in centro abitato, che so, dove c'è una serie di parcheggi, mettere la colonnina e la persona arriva e ricarica l'auto. Distributori e officine che potrebbero sparire o doversi riconvertire e rimangono tuttavia problemi seriamente legati alla mole degli autoveicoli, cosa da non sottovalutare. Che ne facciamo dei camion? Li facciamo andare a batteria? Perché un camion per andare a batteria ha bisogno della motrice col cassone per le batterie e rimorchi per la merce, perché mandare avanti un camion con le batterie ci vuole un camion di batterie. Insomma, a conti fatti c'è ancora molta strada da fare. Sarà solo da capire ironicamente con quale carburante. Molta strada da fare, ma soprattutto deve essere fatta bene. Quello è il problema. Cioè, fatta così in modo veloce, secco, non ha senso. E questo è quello che fa pensare se queste persone a Bruxelles sanno di cosa stanno parlando o meno. E secondo me non lo sanno. Le parti politiche assicurano l'impegno di modernità, tuttavia le preoccupazioni per il settore lavorativo riguardano la riorganizzazione della filiera, specie nel settore componentistico dell'auto. Siamo di fronte a scenari dentro la componentistica auto che vengono fatte anche nella nostra provincia
in cui noi dovremmo vedere una riconversione e per questo serve un intervento anche pubblico, non può essere affidato solo a una decisione politica sovranazionale, quindi serve un intervento pubblico per migrare verso soluzioni che tutelino anche l'occupazione. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la pagina politica. Pagare di più gli amministratori per convincere i cittadini a candidarsi. A sostenerlo Fabio Chies, coordinatore di Forza Italia, che a Treviso correrà con in lista anche Coraggio Italia e il Popolo della Famiglia. Come ogni impegno gravoso in cui ci vogliono responsabilità, bisogna anche che ci siano delle remunerazioni adeguate, altrimenti ci troveremo con amministratori locali che saranno magari solo pensionati o persone che non hanno un ruolo nella società attiva. Pagare di più sindaci e assessori. Il coordinatore provinciale di Forza Italia e a sua volta sindaco di Conegliano Fabio Chies va controcorrente e senza timori spiega che soprattutto nei piccoli centri per convincere i cittadini a candidarsi occorre dare dignità anche economica a questi incarichi. La nuova legge fortunatamente è andata in questa direzione qua, di pagare di più gli amministratori locali, non dico tanto per i comuni di medie dimensioni come i nostri, ma per i comuni di piccole dimensioni dove ormai è difficile trovare persone che si candidano a fare sindaco, gli amministratori locali, e a differenza di quello che succede magari a livello regionale e nazionale dove i compensi sono differenti, devo dire che bisogna sempre ringraziare i sindaci dei comuni più piccoli che praticamente fanno volontariato. E difficoltà ci sono anche a comporre le liste per le amministrative di Treviso, ciascuna da 32 nomi. In quella di Forza Italia troveranno posto anche Coraggio Italia di Luigi Brugnaro e il Popolo della Famiglia. Potrebbe essere un azzardo, nel senso che poi magari nel pensiero comune potrebbe essere così considerato come un rischio, no? un rischio di implosione. Però se queste anime sono vicine nella condivisione di certe prospettazioni, potrebbe essere invece anche un successo. Tutte e tre le componenti potrebbero comparire con il proprio simbolo. Stiamo aspettando solo il via libera dai partiti a livello nazionale, ma credo sia un esperimento assolutamente importante che darà sicuramente i suoi frutti per questa lista moderata che serve sicuramente a una città come Treviso. Un bacino di voti che si allarga anche per contenere un eventuale exploit di Fratelli d'Italia che agli azzurri potrebbe costare la poltrona del vice sindaco. Questo lo vedremo, io sono convinto che noi faremo un bel risultato, sono convinto che abbiamo le persone giuste, perché poi qua si parla anche di competenze. Dobbiamo veramente continuare la trasformazione della città. Parlo per esempio della stazione, dell'ex War, come la caserma Salsa. Abbiamo tanti progetti per la Treviso del futuro. L'altra volta lei era un'avversaria di Mario Conte, questa volta si trova a sostenerlo. Si può essere elastici per il bene comune, sì, si può. Letizia Ortica, storica esponente di Forza Italia nella Marca, commenta così la soluzione di Silvio Berlusconi nel processo Rubiter. Abbiamo un sistema giudiziario che alla fine porta alla verità, quindi abbiamo avuto 3 assoluzioni e questa è l'ultima e speriamo che sia finita anche l'avventura giudiziaria, che purtroppo non è solo per Silvio Berlusconi che ha sofferto, ha dovuto anche avere l'umiliazione di fare i servizi sociali, benché li abbia fatti benissimo e sia stato molto amato dagli anziani di cui si è preso cura. Però è tramontata una stagione politica, è stato fatto fuori un intero partito, un centrodestra che ha sofferto, quindi noi contiamo anche che le proposte, che sono comunque sempre le stesse, perché sono proposte liberali, democratiche, di attenzione agli ultimi, di perequazione, di uguaglianza, come è stato detto prima, perché ciascuno possa avere le stesse opportunità, e noi crediamo che questi valori vadano condivisi e ci sia un'ascesa del partito. Ad Arcade, ipotesi candidatura a sindaco di Nico Presti, passato dalla Lega Fratelli d'Italia, e questo nel centrodestra potrebbe creare delle spaccature. Sicuramente c'è gente, direttore in questo modo qua, che mi sta chiedendo, i cittadini mi chiedono quasi tutti i giorni in piazza, incontro gente che mi chiede: ma allora Nico cosa fai, torni, non torni, eccetera.
a me, non nascondo, direttore, che è una cosa che fa molto piacere. Nico Presti, già sindaco di Arcade per 2 mandati e attualmente assessore comunale, ospite a Focus TG del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, ammette di stare riflettendo su una sua ricandidatura a primo cittadino del comune, retto attualmente dalla vice sindaca Alessandra Cendron dopo la morte di Fabio Gazzabin. Sì, ci sto pensando. Sicuramente con il fatto che ho rinunciato alla tessera della Lega ancora un paio di anni fa, di sicuro i leghisti chiaramente non me l'hanno perdonata, ma io non ho timore di questo. Sono rimasto nell'alveo del centrodestra, quindi sono andato a Fratelli d'Italia. Non credo comunque che questo qua possa essere da parte mia un delitto di lesa maestà nei confronti di chissà chi. E dunque ad Arcade Fratelli d'Italia potrebbe puntare su Presti e proporre il suo nome al Carroccio. Resta da capire se la Lega digerirà questa candidatura oppure no, e se non si troverà la convergenza non è escluso che i 2 alleati di centrodestra decidano di presentarsi alle urne ognuno con un proprio candidato. Di certo Presti è disposto a rimettersi in gioco. Io ci sto pensando, visto il continuo invito che i cittadini mi fanno. Sicuramente Fratelli d'Italia avrebbe già dato un'indicazione sul mio nome, però non abbiamo ovviamente comunque ancora l'ufficialità. Una lucicletta protagonista questa sera a Colle Umberto nell'ambito delle iniziative per Mi illumino di meno, la giornata nazionale del risparmio energetico. Questa sera Radio Caldaia aderisce a Mi illumino di meno, giornata nazionale per il risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Si moltiplicano le iniziative green nella giornata Mi illumino di meno, che coinvolge l'intera società, dalle scuole alle istituzioni passando per le radio, come nel caso di Colle Umberto con Radio Caldaia, nata nel 2020 in pieno lockdown per mantenere quel legame tra i cittadini reso difficile dalle restrizioni legate alla pandemia. Per l'edizione 2023 la squadra dell'emittente radiofonica è pronta a stupire soprattutto i più piccoli. Questa sera cosa facciamo? Questa sera usiamo la lucicletta. Che è una particolare bicicletta, ma facciamolo vedere subito. Come facciamo? Pedala. Vai John. Portatevi poi facci. Accenderemo la luce dello studio e illumineremo tutto il parcheggio esterno. All'esterno della sede di Radio Caldaia verranno posizionate una decina di Dynamo Bike che con i loro fanali illumineranno il piazzale, pedalata dopo pedalata, con la collaborazione di tutti i cittadini a partire dagli studenti. Questa sera dalle 18 alle 20 avremo tutte le scuole del comune di Colle Umberto, di Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona, e verranno qui i ragazzi a raccontarci che progetti stanno attuando nelle scuole per la sostenibilità ambientale. Una bicicletta speciale per sensibilizzare sull'importanza di comportamenti responsabili a difesa del nostro ambiente sempre più malato. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Ha preso il via il cantiere all'ex caserma di Mussoi, dove erano stati ospitati i profughi ucraini. Ad occuparsi di questa fase è lo stesso comando dei Vigili del Fuoco che qui aveva avuto la propria sede fino a quando non è stata inaugurata la nuova caserma. Ha preso il via il cantiere all'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Mussoi. Si è iniziato con il togliere le cisterne e il distributore dal piazzale interno del complesso. Primo passo per poter aprire poi il vero e proprio cantiere di riqualificazione del compendio. Solo quando la struttura sarà bonificata, infatti, si potrà procedere con i lavori. Bisogna fare l'analisi dei terreni, l'analisi sui fianchi di queste cisterne, e questo è un lavoro particolare che fa una ditta specializzata per queste forme di carotaggio e di valutazione. Segue ovviamente l'intervento anche dell'ASL per la valutazione se ci sono spargimenti di idrocarburi. Prima di togliere le cisterne sono necessari carottaggi al terreno per capire se sarà sufficiente estrarre le stesse e coprire poi il buco. La riqualificazione dell'ex sede del comando sarà un'operazione da 4.130.000 euro, finanziati con fondi del PNRR, finalizzati ad interventi su immobili dove ricollocare associazioni, uffici pubblici e creare spazi per la comunità.
Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e difendere il buon fare impresa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Cortina 2026. A questo scopo sono stati sottoscritti dei protocolli tra Camera di Commercio e Forze dell'Ordine. Le ingenti risorse finanziarie destinate ai progetti del PNRR e alla realizzazione degli impianti di gara e delle importanti opere stradali, ha detto il prefetto Mariano Savastano, impongono la predisposizione di strumenti di prevenzione amministrativa antimafia per contrastare possibili infiltrazioni della criminalità nel tessuto dell'economia bellunese. Ora prefettura, tribunale, procura della Repubblica, questura, comando provinciale dei Carabinieri e comando provinciale della Guardia di Finanza, grazie alla sottoscrizione dei protocolli, potranno accedere gratuitamente alle banche dati camerali. Analizzare il passato con lo sguardo proiettato verso il futuro è quello che fanno alcune associazioni feltrine, pensando alla relazione tra sanità pubblica e territorio. Dopo il Covid, forti di quell'esperienza, pensando e preoccupandosi per il domani, la famiglia Feltrina, con Lions, Rotary, Mano Amica, Leo Club e il figlio di Arianna, hanno deciso di portare a conoscenza della comunità le preoccupazioni per il futuro, partendo dalla Carta di Feltre, che l'anno prossimo compirà 25 anni. La Carta di Feltre 1999, che magari qualcuno di noi ricorda, su cui dopo ritorneremo, è stato forse il punto più alto di questa elaborazione, che è legata anche a dei tempi in cui la comunità aveva un'autonomia per quanto riguarda l'amministrazione sanitaria, ma che non era un privatizzare il discorso su Feltre, ma guardare alla sanità come un modello che doveva interessare tutta la montagna, veneta e italiana. Superato il Covid, si pensa a quelle che sono definite le nuove epidemie, l'andarsene delle nuove generazioni dei territori di montagna, e l'invecchiamento della popolazione con i conseguenti problemi di criticità. Preoccupazioni cui si aggiungono all'andarsene non solo dei giovani, ma anche delle migliori professionalità, con la paura che si possano perdere anche le eccellenze ospedaliere. Ne consegue in conclusione come si veda indispensabile ripensare l'organizzazione sociosanitaria per renderla più coerente con i bisogni della popolazione e della specificità del territorio. Grande pulizia in via Sottocastello grazie a 4 volontari iscritti all'albo comunale che hanno effettuato la bonifica delle scarpate esterne della scala mobile di Lambioi, dove periodicamente si accumulano rifiuti, in particolare bottiglie e lattine, e consegnare ai bellunesi uno spazio nuovamente pulito e ordinato. 2 volontari esperti alpinisti si sono calati con l'imbracatura lungo la scarpata fino a raggiungere il cumulo di rifiuti, mentre gli altri 2 da sopra sollevavano i sacchi per affidarli poi a Bellunum. E con questa notizia termina l'edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le previsioni meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione non stop, clima eccezionalmente mite e assenza di piogge. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 17 febbraio. Sul Veneto di mattina avremo nebbie anche fitte e localmente persistenti un po' per tutto l'arco della giornata. Cielo nel complesso poco nuvoloso sui restanti settori. Questa combinazione favorisce lo smog che resta così imprigionato negli strati più bassi dell'atmosfera. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 7 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse inizialmente. Su bassa pianura e costa al mattino saranno probabili foschie o banchi di nebbia, più sole invece a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi con addensamenti più consistenti, specie sui settori settentrionali della regione. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 14-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.